L'imprenditore Peppe Pendolino è il nuovo sindaco del comune di Aragona. Prende il posto dell'uscente Salvatore Parello che nella competizione elettorale di ieri si è classificato al secondo posto, davanti alla candidata del Movimento 5 Stelle Alessandra Raceffa e all'ex sindaco Biagio Bellanga. Per Pendolino, che alle elezioni del 2012 era stato battuto proprio da Parello, non è stato facile scalare ed arrivare sul gradino più alto del Palazzo di Città, e tutto è stato possibile grazie all'appoggio di una coalizione molto forte in cui spiccano la prima eletta Stefania Di Giacomo, ben 519 voti di preferenza, Gioacchino Volpe, Angelo Galluzzo e Rosario Farrugia. La lista Idea per Aragona porterà in consiglio altri 4 consiglieri, che sono Lucia Salamone, Francesco Maria Monreale, Mariella Sardo e Rosi Calvagna. La lista del sindaco uscente Parello porta al consiglio comunale 4 consiglieri. Uno sarà proprio Salvatore Parello, e poi il primo eletto Peppe Attardo, Maria Grazia Licata e Rosalia Gazziano. Se Parello deciderà di lasciare il posto, lo stesso potrebbe essere preso da Claudio Clemenza. Ieri notte, appena dopo l'elezione, a caldo abbiamo intervistato il nuovo sindaco Pendolino. Peppe Pendolino, il nuovo sindaco di Aragona. Peppe, ce l'hai fatta, è stata dura, una gran bella soddisfazione comunque. Grazie, sì, è stata una battaglia dura, però è stata una battaglia leale condotta con tutti gli altri 3 candidati sindaco, che ringrazio per aver partecipato a questa competizione. L'ho vinta io con l'onere e l'onore di governare questa città. Ringrazio tutta la mia coalizione, ringrazio tutta la cittadinanza. Voglio precisare che sarò il sindaco di tutta Aragona, di tutti i cittadini di Aragona, e quindi auspico un buon lavoro alla mia squadra, auspico una buona riuscita di questa amministrazione e speriamo che tra 5 anni possiamo dare un consuntivo che sia positivo e di grande crescita di questa collettività e di questa cittadina. In campagna elettorale tanti buoni propositi, adesso si deve lavorare per il bene del paese. Ma questo senza dubbio, noi lavoreremo per il bene del paese e cercherò di realizzare tutti i punti del programma, uno per uno senza tralasciarne uno, anzi cercherò di fare di più. Molte cose non ho detto perché io ho detto di voler partire dalle piccole cose, perché iniziando dalle piccole cose si possono fare le altre cose più grandi. Se si inizia dai grandi non si riesce a fare niente, quindi noi ci prendiamo l'impegno a fine campagna elettorale, a dato ottenuto, che porteremo avanti tutti i punti programmatici che abbiamo detto in campagna elettorale e che abbiamo scritto sul programma.